Ciao, tifosi del Napoli. Oggi abbiamo una notizia bollente che riguarda il futuro di Victor Osimhen e il mercato del Napoli. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le novità del nostro amato club. Secondo quanto riportato da TGR Rai e dal giornalista Ciro Venerato, le trattative per Victor Osimhen sono in pieno svolgimento e il futuro dell'attaccante nigeriano potrebbe essere tra le fila del Chelsea. Dopo l'ultima offerta verbale del Paris Saint-Germain di circa 80 milioni di euro, il Napoli, ormai stanco di aspettare, ha deciso di spostare le proprie attenzioni verso il Chelsea. La novità più interessante riguarda la richiesta del Napoli al club londinese. Pare che i partenopei abbiano chiesto ben 70 milioni di euro più Romelu Lukaku per cedere Osimhen al Chelsea. Tuttavia, al momento, non ci sono state aperture ufficiali da parte di Londra e le trattative rimangono ancora in fase di discussione. Le conferme indirette suggeriscono che i contatti tra Napoli e Chelsea proseguiranno nei prossimi giorni. La situazione di Lukaku, che sembra essere bloccato e desideroso di lavorare con Antonio Conte, potrebbe influenzare ulteriormente l'evoluzione delle trattative. È possibile che anche altri club possano entrare in gioco per Osimhen, rendendo le prossime settimane cruciali per definire il futuro dell'attaccante. Tifosi, cosa ne pensate di questa situazione? Credete che la proposta del Chelsea possa essere accettata dal Napoli? E quale impatto potrebbe avere Lukaku nel contesto di queste trattative? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessuna notizia sul Napoli. Forza Napoli sempre!